28.000 centimetri cubici ciascuno, 56.000 totali. Vecchio tira. Pronti con la catena in tiro. Adesso parte lo spettacolo della Libero 35. Purtroppo la terra di Fiume Veneto sulla slitta è già accesa. Nitro Romano Mozzoni, prima tirata del 2014, Starlight Express. Peccato, è il primo tentativo di un motore tutto da indovinare. Ma il campionato è ancora lungo, ci saranno ancora tanti tentativi per poter far girare a pari i motoroni Allison V12. Ai bambini anche qui parte l'aspiratore. Vedete, con la chiave staccano le trasmissioni. Bene, Alessandro Rocco. La slitta ci dà già bandiera da luce verde, catena in tiro, Alessandro Rocco pronto. Bandiera, solo verde. Alessandro Rocco, Porto Heavy. Facciamo un giochino, lo facciamo tutti gli anni e secondo me migliorate. Prova a dargli un po' di volume all'impianto e vediamo se riescono a tenere tutti con le manine in alto il tempo degli Opus. Life is Life, Alessandro Rocco, Forno Hemi. Ma vi puzzano così tanto le ascelle, allora, tutti distretti. Avete degli aloni che fanno paura, avete. Su quelle mani vergognosi, sulle mani, sulle mani! Ah no, sì, sì. Davide! E 2011 in cui si possono apprezzare il loro palmarès. La bandiera verde, Max Mastini, suo Honda Civic. Può partire. Come direbbe buon Guido Meda, mi sembra giusto dire scatenate l'inferno. Decisamente più buona la sua performance. Di qua gli amici dall'Austria, decisamente più contento il pilota. Adesso gli andiamo a chiedere se
sicuramente staccato le turbine che hanno montato su motore da aereo. Bandiera verde dietro Romano Fossoni, il suo Starlight. Romano saggio a parzializzare il gas. Vediamo se con una partenza più asciutta riesce a fare qualcosa di meglio. L'aspirateur. Continua a girare ruota di destra dell'aspirateur, ferma, può partire. Si ferma, Storissa di nuovo a una distanza abbastanza vicina a quella staccata la prima volta, quindi non troppi miglioramenti sono stati. Hanno un po' con la pompa e sono attualmente secondi in classifica. Bandiera verde, questo è il Toro. Guarda le fiamme! Spegni le luci Luigi, vai che vai un po' più forte. Inginocchiato purtroppo. È un mezzo difficile la prima volta che Luigi Muraro prova. Allora, messa in tiro della catena, Vincenzo che linea la manetta del gas. Romagnoli di Lugo pronti a partire, orecchie tappate, attenzione, parte il Mostar. Inizia la cerimonia, Vincenzo carica le turbine piano piano, motore diesel, tanta nafta e arriva riprende i giri addirittura, riprende i giri, pauroso e Mostar centro diesel team. Io stavolta di te. Pronti? Cristian, tutto a posto, la bandiera è verde, rossa, verde, parte il brio, iniziamo a gonfiare le turbine, piano piano gonfiare su di giri, su di giri ti dice Cristian, lascialo andare su di giri. No, no. Purtroppo Quanto è il minimo? non è facile, sponsore di pista Gabriele De Pieri che ci dà bandiera verde, pronti a caricare il vuoto e noi religioso silenzio ad aspettare. Se ne a posto, siamo a posto dai. Romagnolo meglio. Si è affossata abbastanza la slitta. La luce in slitta è verde. Alessandro Rocco alla manetta del gas. Da Padova, Rocco, Power Team. Forno Hemi a tutta manetta. Gas col verricello, signori. Finale, libero 35. Forno Hemi.
Vabbè, sostanza Pronti con V2 Reloaded. Forte. Adesso, seduto su una turbina da elicottero, sprigionano la loro potenza, 16.000 giri, tutti sotto al sedere. Bandiera verde, parte hot iron, il ferro caldo. Scusa? Riproviamo come hai detto, scusa? Siete troppo sobri, vado più di qua che li sento più ubriachi. Come avete detto? Pronti? Bandiera verde, parte Rumble B. Apriamo le orecchie dei piccoli. Carica le turbine e parte. Peccato, scoppietto, purtroppo mani nella visiera, i peli sono sotto, quindi mani nella visiera. Succede a questi ragazzi, tanti chilometri dall'Austria, poi scoppia magari anche solo un manicotto. L'applauso scaturisce naturale, siete bravissimi, c'è neanche bisogno di dirvelo, l'applauso ci ha provato lo stesso. Wild Bull, un tiro selvaggio e neanche poco. Arriva, decolla, hot iron. Dov'è il pubblico di Fiume? E per hot iron i pip! I pip! Vedono poi Pellegrino, se non mi sbaglio, alla manetta del gas. Che fai dopo Queste le strisce come il nome che hanno scelto di dare al trattore, Stars and Stripes. Ma sto al palo, purtroppo 0 punti conquistati a Pezzolo, non si è riuscito a spuntare. Motore Genesis Forte. Tutt'altro che facile far partire a mettere a punto. Bandiera verde dello starter, ma ancora il pilota di terra è lì a fianco, devono riuscire a farla girare quella turbina più forte, più forte. Se siete dei fumatori è un trattore perfetto per voi.
la turbina. Noi meglio vediamo qua. Poi era arrostito la visiera del casco. Adesso io tirando il piano. Morena, pazienza. Bisogna capire i tempi di reazione del trattore non sono quelli dell'auto, non sono quelli della moto, dell'olio. È un imbarazzo commentarlo, è inutile, l'avete visto, non ha toccato niente. Riccardo Bertelli, giovane di casa, 25 anni anche lui mi sembra, se non mi sbaglio. Vediamo come i giovanotti riescono ad umare i mostri del pulling. Messi in tiro della catena, luce verde già accesa, parte la cerimonia di carico delle turbine. Piano piano si scende, sale la lingua di fuoco, arrivano i giri, arrivano quelli buoni, la pressione e il turbo. Lo andava via, lo va. Si impara veramente da pro stock seri, da quelli che va forte. E adesso alziamo i giri, piano piano, gli dice Emanuele con le mani da bordo pista, piano piano, fallo salire piano, lascia che non si ingolfi, arriva, eccolo qua, accende gli occhi, bandiera verde, parte, il Toro Lu parte con qualche impasto alla frizione. Acqua. Sì, ma no, niente da fare, purtroppo affogato nella sua. Riprova ancora senza staccarsi. Si accontenta mai delle performance, cerca sempre di fare un po' meglio, ma parte lo Scooby-Doo Overpressure. Matteo Fanfoni
Mani al cielo, ahimè. Rumorino dalla trasmissione con l'erba. Adesso gli svegliamo, parte il Landini. Finali, categoria Pro Stock, Elvio Moretti. Religioso in silenzio, in cui ascoltiamo la voce cattiva del Landini. Si ferma Landini e la musica ritorna. Che decide la finale di oggi. Bandiera verde, lascio la voce a Riccardo Bertelli. Allora, bandiera verde, parte di nuovo. Morena Ceni, Debbie, da Toscanella di Dozza, cuore rosso. Motore alcolizzato, quindi ad alcol con la turbina 6006. International Harvester. Andare leggera sui freni. Beh, migliorato decisamente da una squalifica per uscita di pista. Cuore rosso, sentite, stanno cambiando tutti e tre i motori. Per il cigolio sinistro è la driveline che entra in forza e si porta a spasso tutti e tre i motori. Starlight Express 3, Romano Mostoni, Tractor Racing Team. Libero 45, fuoco alle mizze. Occhi puntati, vedete tutte le mani in alto, cellulari, iPhone, carta che fate i disegni, di tutto. Bello, guardate a caso, un pezzo di passione. Se no, ci sono i siti internet, Facebook, chi più ne ha più ne metta. Ma la manetta del gas, Alessandro Rocco, è pronto solo per la bandiera verde, l'ultima sparata della sera è quella del forno, Emi, pronti, partenza, via, bandiera verde.
A calibrare bene la potenza del V2 quando ce n'è tanta, a metterla insieme. Vedete l'aiuto manuale che si dà con il sedere. Ma piano piano anche Miracle X copre la sua pista, si saltella un po', le sospensioni non ci sono e Diego può alzare finalmente la bandiera rossa. Bull dall'Austria, il primo Garden può partire. Miracle X più gamba questo il motore, sentite come va subito su di giri. E però fa la sua bella sparata, forse nella metà del tempo di Miracle X. Il Vina Spirater arriva anche lui alla verde, Capitan Jack parte, addirittura accende le luci. Vedete anche i pesi nella parte posteriore sopra le ruote per garantire più presa nel terreno e senza alzare il becco di niente, assetto perfetto, arriva al full pull anche Capitan Barbaro dei cartoni animati. Erano galli loro dalla Francia, loro invece sono austriaci e Idefix parte seguendo il vecchio e famoso detto che chi va piano va sano e va lontano, senza fretta, ha i pedali altissimi per arrivarci. Concentratissimo alla guida, lo vedete, arriva a malapena alla parte bassa del volante. Glielo facciamo un bel applauso di incoraggiamento, intanto che passa gliela facciamo sentire il calore del pubblico italiano. Mi hanno detto di apprezzare tantissimo, da loro in Austria è sempre un po' più fresco, mentre il caldo italiano aiuta tanto. E piano piano, senza fretta, si è messo un po' più in avanti con il busto per fare più presa e Diego ci segna full pull anche per Idefix. Il primo Briggs pazienza, succede, c'è chi cade al semaforo, glielo facciamo un applauso di incoraggiamento, il piede sulla frizione parte a tutti al semaforo. Stavolta è partito, va là che parti. Rubber Duck, mi sembra Jacob se non mi sbaglio, con la tuta blu, lo vedete anche piegato in avanti sul sedile per arrivare al full pull. Una piccola incertezza in partenza, ma chi non l'ha mai avuta. Frena. Una volta che è partito adesso non si fermava mica più. Rubber Duck è arrivato al full affidabile. Chi parte con Lucas, il più piccolo dei due fratellini, il casco è bianco, gli occhi di Capitan Jack sono accesi davanti e lo sentite con qualche giro in più, magari qualche chilo il pilota lo muove e lo vedete arrivare molto più in fretta di prima. Serenamente full pull anche per Lucas, motore Honda, e penso che abbia una bella grinta da vendere. Questa è una signorina che invece di giocare con le bambole si cimenta nel garden pulling, tradita dai capelli biondi che escono dal casco, anche se a occhio direi che questo potrebbe essere Idefix con la seconda guida, come abbiamo visto prima. Arriva piano piano. Daniel Siebenhaar, please come to me in the pulling arena.
to help me with the ranking, please. Intanto vediamo i The Fix che piano piano, senza fretta, si porta a spasso la sua Garden Breaker, tiene stretto il volante come fosse il Santo Graal, molto bene. I piedi sono rannicchiatissimi, alle ginocchia un po' in bocca, sì, in effetti sembra sia a sedere su una moto da Gran Premio più che se un trattorino da pulling, ma arriva piano piano al full pull, i The Fix. Parte pestando il sedile e incalzare il suo trattorino, gli dà il tempo con il sedere. Il buon vecchio Senna dava dei piccoli colpi di gas a centro curva, loro invece spingono nel sedile, ognuno ha il suo stile per aumentare grip e Miracle X arriva in fondo piano piano. Mi ha parlato presto, si sporge in avanti, il pilota di Miracle X ferma la sua corsa un filo prima del full pull, iniziamo a caricare del peso nell'aspirazione che parte come una schioppettata. Il mini aspiraterra si ferma un po' prima anche lui a mettere le ruote davanti al mini aspiraterra, 48 metri. Capitan Jack parte, vedete Julian con un assetto molto dritto sulle ruote, il fratellino e il papà li seguono a bordo pista. E il peso avanza piano piano, lo vedete molto bene. Qui si ferma e si impancia il Capitan Jack, il motore Honda Barbaro che si portava dietro il pietrone, il Dolmen se non mi ricordo male. Parte con un po' meno gamba, un po' meno velocità. Qui però abbiamo aumentato il peso e vi ricordo che nel pulling una volta che il peso arriva giù è importante anche avere un po' di velocità per poter fare qualche metro in più e quindi riuscire a coprire una distanza maggiore. I The Fix guida con la punta delle dita perché fa fatica ad arrivare ai comandi, è bellissimo questo ragazzino che invece della PlayStation ha il Garden Puller. E piano piano però fa i metri con le sue ruote belle sterzate davanti come fanno i fratellini più grandi. È un sfossamento del motore ma il piede sempre giù, durissima, arriva anche i The Fix che non arriva alla frizione, gli devono togliere il piedino per togliere trazione al motore, la tensione della catena. Bandiera verde senza perdere un secondo qui, abbiamo della gamba qui ragazzi, qui la velocità si fa sentire, due mani sul volante sono meglio di una, ci spostiamo sul sedile, scappa quella marcia 5,81 m, vediamo. Qui ripartiamo di gamba. Vedere se si riesce a fare un po' di meglio, si bilancia, non si hanno qui freni indipendenti e sembra contare. Si sporge in avanti, portiamo il peso davanti, ancora full pull, Capitan Jack. 5,81 invece la terza con
Captain Jack alla prima guida di Julian. Pronti a partire, Idefix molla la frizione dolcemente senza strattonare e sollecitare troppo la trasmissione. Per una volta i commissari di pista non la fanno in serenità e scioltezza. Anche Diego incita i giovanotti. Ha fatto la voce grossa, hai visto? Controlliamo con il freno a mano il differenziale di dietro. Vedete che tende ad andare un po' a destra, con il freno un po' si parzializza, mentre Idefix ferma la sua. Ne abbiamo uno anche noi che è un pro stock, loro invece hanno un motore Suzuki Swift. È arrivato in fretta al Full Bull, Blue Bull, i Killer Switch però ci sono anche qui. Pronti, partenza, via, Jolly Joker! Motore in stallo, purtroppo, sentite, non è riuscito a liberare tutti i suoi giri. Strozzato un po', l'avete sentito? Sì. E in qua e là addirittura parzializza il gas Opel Weinhardt. È arrivato al Full Pull. Partire, retta Bagnati. Arriva bandiera rossa sventolata un po' di volte, anche se non mi sbaglio era qui con me pochi secondi fa. Campione in carica Little Bull from Austria, Dine Siebenar, Rotax Power. Ma tanto arrossa. Schiarisce la voce dopo manuale, un paio di con tironaccio e parte anche Rattlesnake. Purtroppo perde la marcia in un fuorigiri, peccato. Vediamo però se è dentro i 10 metri nel serbatoio. Bandiera verde, parte Asterix. Arriva al Full Pull Asterix, un bel sorsone della sua. Ottimale Full Pull, The Big Boy Toy è arrivato, l'avete perché poi mai sono più belle. Bandiera verde, parte Full Pull. Lontano veramente, ma aspettiamo il rilievo della telemetria per sapere. Dopo vedremo anche i V12. Ma adesso parte l'Opel Weinhardt, motorizzato Opel Ascona. No.
Qui la coppia del motore, il full pool è 60 e 06 Red Thunder. Decisamente full pool, torre così, ci può fare. Una bella fumicata, ecco, che arriva decisamente dalla nostra parte e borbotta un po' il motore diesel. Succede così quando solitamente di nafta gliene arriva un po' di più. Questo signore che ha lo spruzzino non serve per bagnare la faccia del pilota, nelle mani ne fa il giardiniere, serve per spruzzare acqua dentro alla turbina per farla salire di giri in fase di carico. Lo vedete, gli stanno carburando la turbina a mano, sembra un kart. Adesso fa le sue belle, lampeggia sulla slitta, la Garden Breaker, si siede l'uomo slitta, la bandiera di Gabriele De Piero è verde. È ferma l'urlo dei suoi due tempi. Sentite intanto Bastard a scavallare i suoi cavalli. Iwata quattro tempi si fa sentire, bilanciato con forse qualche